L'associazione nasce nel 2001 da una rete di associazioni che si sono poste in quel momento il tema anche profetico per l'epoca dell'anziano fragile che può desiderare di vivere nel suo contesto di vita e che ha bisogno però di supporti, di aiuti di una rete. Partendo da questa necessità si è strutturato anche un modello di intervento che è quello dell'affido, che è stato poi anche tradotto in una norma, la legge regionale numero 3 del 2015, e l'associazione in questi anni, grazie anche a dei contributi della Regione Veneto, ha sperimentato l'affido, il piccolo affido, l'affido di supporto, l'affido in convivenza e l'affido di condominio. Si tratta di un modello di servizio sociale che consente alla persona anziana, fragile o adulta di poter vivere nel suo contesto di vita, considerato sempre come il contesto in cui trova comunque i suoi ricordi, le sue reti, le sue amicizie, il contatto con il vicinato, per non restare poi però isolato nel suo ambiente. Quindi la presenza di un affidatario, lo chiamiamo noi, che svolge proprio un ruolo di supporto dal punto di vista anche affettivo, emotivo, e aiuta anche la rete del caregivers, del familiare, che in qualche momento si sente anche in difficoltà nella necessità di un supporto. Noi appunto creiamo questo contesto. L'idea di fondo è che ci sia una reciprocità tra volontario, affidatario e affidato, perché l'anziano ha una sua storia, ha delle sue competenze, spesso possono essere utili anche magari a qualche affidatario che è studente o adulto, necessita magari anche di un supporto, di un aiuto, per cui noi facciamo degli abbinamenti studiando bene gli hobby, gli interessi, le competenze sia dell'affidatario sia dell'affidato, in modo che tutti si sentano utili e tutti abbiano anche una reciproca scoperta, ecco, delle possibilità e delle competenze di ciascuno. Questo è il modello, c'è un'equipe che fa una formazione 2 volte all'anno in primavera e in autunno. Abbiamo avuto l'ultima formazione il 9 e il 12 di novembre per affidatari. In questi incontri sviluppiamo e approfondiamo appunto il modello dell'affido così come studiato e sperimentato dall'associazione, lo proponiamo anche a studenti, puntiamo molto anche alle scuole perché ci sia anche un confronto e uno scambio intergenerazionale tra giovani e anziani. Anche all'ultima formazione hanno partecipato una decina di studenti dell'Istituto Leonardo da Vinci con cui collaboriamo da anni e si sono resi disponibili anche nella loro formazione scolastica di sperimentare e vivere a termini di volontariato questo modello dell'affido. Questo è quanto noi proponiamo. Le parole chiave del nostro intervento sono quindi sicuramente domiciliarità, ma anche formazione, importante quando si entra a casa della persona fragile.